a tutti, vi invito ad accomodarvi, a mettervi ai vostri posti, ok? Anche le persone laggiù in fondo che si stanno ancora salutando. Ok. Ho detto buonasera. Ok. Allora, siamo qua un altro sabato, un'altra settimana passata, spero sia stata positiva per voi, spero sia stata una bella settimana al lavoro, alla scuola, all'università, a qualsiasi posto che voi frequentate, che sia il casa, divano, letto. Allora, vorrei iniziare questo culto con un versetto, per chi ce l'ha in mano, il telefono, rapidi, l'applicazione della vostra Bibbia. In velocità, credo. Abbiamo difficoltà tecniche, se l'avete cartacea punto in più. Siete pronti? Facce poco convinte. Colossesi in velocità, Colossesi, capitolo 3, versetto 23. Colossesi 3, 23, numero facile da ricordare. Colossesi 3, 23, ce l'avete? Chi ce l'ha dica amen, chi non ce l'ha dica misericordia? Amen. Allora, in cui sta scritto: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Qualsiasi cosa facciate. Perciò in questo momento vi invito ad alzarvi in piedi, non perché ve lo sto semplicemente chiedendo, ma fatelo per il Signore, non fatelo per me, fatelo per il Signore. Nel momento di lodare, fatelo per il Signore. Ok? Perciò tutti in piedi per favore, ok? Per il nostro momento di lode, celebrazione. Chi è che c'è seduto al tuo fianco? Lo conosci? Sai il suo nome? Sai quando è nato? Sai il suo compleanno? Beh, questo è un ottimo momento per chiederlo. Saluta la persona al tuo fianco, chiedile come sta, come ha passato la settimana, dille che Dio ti benedica. Ok? Lodiamo insieme il nostro Signore? Di nuovo. Lodiamo insieme il nostro Signore? Ci lavoreremo. Buonasera! Misericordia ragazzi, misericordia. Buonasera! Oh, che bel coro ragazzi, che bel coro. Partiamo subito a bomba, Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Vi vedo un po' persi là in fondo, non so se è mancanza di concentrazione. Ragazzi, siamo in chiesa, lodare il Signore, amen, facciamo un applauso a Dio, amen, alleluia. Partiamo subito con una canzone che già dal titolo spiazza. Niente è impossibile. Vai Pedro! Battiamo le mani! Oggi è sabato sera, non c'è luogo migliore che stare alla presenza del Signore. Vi voglio carichi, fuori dai posti. Vai! In te posso ogni cosa. Cantiamo! Posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è impossibile in te, i ciechi vedono, le mura crollano e per fede dirò: niente è impossibile, niente è impossibile, niente è impossibile. Niente è impossibile, niente è impossibile. Non vivo più per ciò che vedo, non vivo più per ciò che sento. Io so che sei proprio qui con me e so che ogni potente sei. In te posso ogni cosa, posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è impossibile.
La rifacciamo? La rifacciamo? Dai, la rifacciamo. Ripartiamo da niente è impossibile. Niente è impossibile. Vai, solo voi, vai. Niente è impossibile. Che non mi sento. Niente è impossibile. 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 Siete più carichi adesso? Siete più carichi? Facciamo un applauso con grinta. Fate un grido di gioia, di allegria. La prossima canzone dice che... Ai Signore. Dice che Dio può fare tutto. Abbiamo appena cantato, no? Nulla è impossibile a Dio. Niente. Per noi ci sono alcune cose impossibili, ma per il Signore Lui va oltre. E Dio può fare tutto. E questa canzone dice proprio che Lui non mancherà mai. Non mancherà mai. In qualsiasi momento della nostra vita sarà sempre presente con noi. E ci sarà sempre. Cosa più importante è perché noi dobbiamo avere fede e credere che Lui può fare queste cose e che Lui ha potere di fare l'impossibile. Cantiamo, Dio può farlo. Dio può far, Lui non mancherà, onnipotente Egli è, più grande di ciò che ho, più alto di ciò che so, grandi cose farà, sì Gesù risuscitò. Noi crediamo che Dio può farlo, nel suo nome noi vinceremo. Noi crediamo Gesù può farlo. Dio è con noi. Dio è con noi, mai ci lascerà. Lui aprirà una via oltre ogni speranza, sopra i desideri. Grandi cose farà. Sì, Gesù risuscitò. Noi crediamo che Dio può farlo, nel suo nome noi vinceremo. Noi crediamo Gesù può farlo. Dio è con noi, ci precederà, non ci lascerà mai, non ci lascerà mai. Dio è per noi, a braccia aperte Lui, non ci lascerà mai, non ci lascerà mai. Dio è con noi, ci precederà, non ci lascerà mai, non ci lascerà mai. Dio è per noi, a braccia aperte Lui, non ci
forte. Amen. Amen. Oh, amen. Passiamo con la prossima. Cristo è un Dio dell'impossibile. Cristo può fare tutto, ma Cristo è anche il nostro rifugio. Cantiamo. Qua c'è interazione, ragazzi. Qua è botta e risposta, Vai. Cristo, sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo, sei il mio rifugio, di te mi fido, Signore. Di te mi fido, Signore. Cristo, sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo, sei il mio rifugio, di te mi fido, Signore. Di te Adesso mi fido, ripetete. Signore. Attenzione. Ho una speranza, Ho una speranza, ho un futuro, regali del Signore, in questo credo, sì io credo. Cristo, sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo, sei il mio rifugio, di te mi fido, Signore. Di te mi fido, Signore. La tua parola è la tua parola è vita e potenza vita potenza. per liberarmi. In questo credo, sì io credo. Cristo, sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo, sei il mio rifugio, di te mi fido, Signore. Di te mi fido, Signore. Cristo, sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo, sei il mio rifugio, di te mi fido, Signore. Di te mi fido, Signore. Cristo, sei il mio rifugio. Oh, battiamo le mani. Cristo, sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo, sei il mio rifugio, di te mi fido, Signore. Di te mi fido, Signore. Amen. Applauso. Ui, che bello adorare il Signore con forza, grinta e allegria. Questo brano si chiama Ovunque starò. Il tema della predica di oggi sarà: dove mettiamo Dio nella nostra vita? Dio è una nostra priorità?
Dio va al di sopra di qualsiasi cosa. Dobbiamo prendere in considerazione l'importanza di Dio. A volte tralasciamo Dio di fianco, no? Arriviamo a casa la sera prima di andare a dormire, facciamo una preghierina: Signore, grazie, perdoni i miei peccati, amen. Ma Dio deve essere una priorità nella nostra vita. Dio deve essere prima della scuola, Dio deve essere prima degli amici e anche prima della famiglia. A volte diciamo: ho tanto da studiare, non vado sabato. Ho tanto da studiare, una verifica lunedì, non vado in chiesa la domenica. Non sarà un'oretta di chiesa che vi farà andare mai in una verifica. Non sarà stare alla presenza del Signore che vi distoglierà l'attenzione. Dobbiamo ricordarci che noi abbiamo una parte carnale e una parte spirituale. Con la carne noi ci nutriamo come? Con cibo, acqua, e lo spirito. Dobbiamo stare alla presenza del Signore e mettere Dio come priorità nella nostra vita. Allora questo brano dice che la vita è difficile, ma la mia risposta è che con te, Signore, tutto è possibile. Cantiamo. Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Entra nella presenza del Signore. Prega Dio. Canta come se fosse una dichiarazione del tuo cuore. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. L'hai risolto in modo semplice. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. L'hai risolto in modo semplice. Cosa faremo noi? Ovunque starò, ovunque io andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque io andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque sarò, Signore, la tua lode sarà nel mio cuore. Cantiamo. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. E l'hai risolto in modo semplice. Ovunque starò, ovunque io andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque io andrò, la tua lode
abbiamo la possibilità di stare ai tuoi piedi per lodarti, Signore. Signore, prepara i nostri cuori per ricevere la predica, Signore. Fa che possiamo comprendere che tu sei la priorità nella nostra vita, Signore. Fa che possiamo vivere una vita spirituale, Signore, forte, grande insieme a te, Signore. Fa che possiamo comprendere che tutto quello che passiamo, Signore, è piccolo quanto un granello di seme poi in confronto a te, Signore. Tu sei il Dio dell'impossibile, sei il Dio grande, sei il Dio vivente, Signore. Parla ai nostri cuori questa sera, Signore. Benedisci ogni vita che è qui presente. Benedisci le persone che sono a casa, che ci vedono, Signore. Tocca i loro cuori, Signore. Fai di noi la tua volontà, Signore. Nel nome di Gesù io ti ringrazio. Amen. Potete sedervi. Sì, non riesco a vedere nessuno, ma tutto bene. C'è qualcuno là? Carissimi, prima di iniziare a predicare io vorrei ringraziare perché oggi è l'ultimo messaggio di quello libro che abbiamo preso circa 6-7 mesi fa e c'è un gruppo che ha lavorato in modo meraviglioso e stupendo che era il gruppo dei... Chi si ricorda il nome di quello gruppo? Comincia con tra e finisce duttori. Traduttori. Io vorrei ringraziare questo gruppo, perché loro hanno lavorato in tutto questo periodo in modo preciso, in modo corretto, giusto, e hanno fatto un lavoro meraviglioso di tutti gli argomenti che abbiamo affrontato, hanno fatto la traduzione. Io penso che possiamo fare dopo una dispensa e condividere con quello che desiderano, perché, molto meglio così, wow, alleluia. E preghiamo per questo gruppo di persone. Se c'è qualcuno qua che ha aiutato con questa parte, io ringrazio. Se c'è qualcuno a casa, ringrazio. E se c'è qualcuno che non è presente, anche vogliamo ringraziare. Preghiamo per questo gruppo di persone. E se tu ti ricordi di queste persone che hanno fatto questa traduzione, era un lavoro intenso tutta la settimana, ma molto ben ordinato. Preghiamo per loro. Nostro Padre, grazie perché quanto è bello vedere la tua Chiesa quando si raduna per servirti. Questo gruppo di ragazzi che hanno preso un impegno e hanno mantenuto fino alla fine in un modo perfetto. Grazie, Padre, per l'impegno e la responsabilità di ciascuno. Benedici e che loro possano sentire sempre un entusiasmo in servirti, Padre, e camminare con te come verdadeiro servitori tuoi. E grazie, Padre, per questa disposizione, questa gioia, questa allegria. Ti ringrazio, Padre, perché se siamo arrivati a questo ultimo studio di questo libro, perché c'era un gruppo che ha lavorato indietro. E benedici loro. E anche per questo gruppo, per questo momento, siamo grati a te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Ok, l'ultimo argomento. Vediamo se eu porto questo qua. Scusate il mio piccolo raffreddore oggi, speriamo che domani non esista più, oppure sarà un grande raffreddore domani. Predicherò non so quale modo, ma tutto ok. Ok, qual è il titolo di questo ultimo argomento? Questo gruppo di traduttori hanno fatto una bella performance, oppure una bella... State dormendo qua o tutto bene? Hanno fatto veramente un bellissimo lavoro con qualità e quando comincio a vedere questo mi piace tanto vedere delle persone che hanno sviluppato un lavoro con qualità. Questo pomeriggio sono andato a vedere una partita di calcio, no? C'era un arbitro là che stavo osservando anche l'arbitro.
quanti gialli lui ha consegnato in questa partita? Io e Riccardo eravamo, penso, con 10° giallo già siamo persi, ok? Tanto per vedere che la partita non è stata molto semplice. Qual è la categoria, Patrick? C'erano più di 10 cartellini gialli, primo tempo. Ok, ma è bello vedere, come si dice, la competenza, come si dice, quando una persona fa un lavoro con qualità e come esiste una bella performance. C'è qualcuno che tu ammira, un calciatore, un cantore, un artista, una persona che tu ammira pela sua qualità di lavoro? Una persona. Ok, Gesù abbiamo il nostro grande. Ma una persona, possiamo dire, come noi, una persona come noi, che tu hai un'ammirazione, che tu segui sempre. Ah, Rubinho, dove è Rubens? C'è una fan, una persona che tu ammiri. Sì. Non ti pago caffè oggi, non non ti offro caffè. E è interessante, nella vita noi ammiriamo delle persone, noi seguiamo delle persone, noi creiamo i nostri idoli e per noi quello idolo, voglio vedere, facciamo un viaggio per vedere quella persona e noi abbiamo questa idea perché questa persona ha una alta performance. E quando comincio a vedere perché loro hanno e io non ce l'ho. Quando eu vedo um grupo de musicistas, uma pessoa que suona, que canta, que predica, eu comincio a vedere che questo gruppo di persone hanno di qualità che hanno sviluppato e hanno manifestato, ma che noi dobbiamo imparare con loro. Eu não lo so come è il tuo stile di vita. Io credo che Dio ha dato a te qualche qualità, qualche dono, qualche talento che tu devi sviluppare. E não me capite male, ma tu deve essere un meglio in quello che Dio ti ha chiamato a fare. Purtroppo oggi noi stiamo vivendo una generazione che non studia, che non si prepara, che non inserisce peso o non inserisce valore a una qualità, un talento che Dio ti ha donato. Quanti giovani ragazzi oggi stanno perdendo di inserire in se stesso dei valori importanti nella sua vita, nella sua storia. Tu deve essere o migliore di quello che Dio ti ha chiamato a fare. Tu deve essere l'artista più bravo, tu deve essere la persona, un musicista più competente, tu deve essere la persona, un cuoco più conosciuto. Tu deve essere. Tu devi sviluppare questa qualità. Perché tu devi sviluppare questo? Dio ha dato a noi dei talenti, Dio ha dato a noi dei doni, ma questi talenti e doni non possono essere soltanto dentro di noi, devono essere sviluppati. João Vitor vuole essere un arbitro, speriamo. Io penso che tu devi studiare, tu devi osservare i grandi arbitri, tu devi osservare, devi guardare, devi vedere e devi arrivare a un momento che tu sia il più competente. E la nostra vita è così, noi dobbiamo arrivare a un livello di competenza umana. Tante volte noi ci sentiamo inferiori agli altri. È successo questo con te già o no? Já abbiamo parlato qua di bassa autoestima? Tante volte noi ci sentiamo superiori agli altri. E qua c'è il pericolo della superbia. Ossia, non significa di fare o meglio che io devo sentirmi superiore. Non significa che Rubens possa sentirsi un grande maestro, che lui deve sentirsi superiore agli altri. No. Ossia, io devo essere competente, devo avere una performance altissima, ma non significa che io devo sentirmi meglio degli altri. C'è una grande differenza, altrimenti la superbia arriva e questo distrugge la mia storia, la mia vita. E oggi noi vogliamo lavorare su questo, che noi dobbiamo essere competenti in quello che facciamo. Altrimenti la nostra vita è un spreco. Qual è la tua responsabilità oggi? Che cosa tu fai oggi? Parliamo qua. Che cosa tu fai? Qual è la tua attività? Dentro della chiesa? Nella vita professionista? A casa? Che cosa tu fai? Tu já hai percepito que dentro da tua comunità, dentro do teu lavoro, dentro da tua escola, dentro da università,
oppure dentro di casa, tu hai delle attività e lì tu devi essere competente. E qui tu devi essere competente. Perciò io devo imparare che io devo essere una persona con alta performance in quello che Dio mi ha chiamato a fare. Noi dobbiamo essere o meglio, perché o testo che ha usato Samuel all'inizio, eu devo sapere che Dio vuole da me il meglio. Dio ha dimostrato, quando mi ha creato, una qualità stupenda, perché Dio mi ha creato in modo stupendo e maravilhoso. E Dio ha dato suo Figlio Gesù com sangue prezioso, puro, per morire per me. E eu devo imparare questo con Dio, imparare questo con Gesù, e adesso eu devo manifestare queste caratteristiche ovunque io vada. Nós stiamo vivendo una generazione oggi che non si sforza per essere competenti. Stiamo vivendo una generazione oggi che, va bene, un lavoro con 800, 900 euro mensili mi basta. Stiamo vivendo una generazione oggi che non ha quello senso di entusiasmo di avere una ambizione più alta nella vita, di avere un interesse più alto nella vita. Siamo andati a vedere la partita di calcio oggi e ho visto lá almeno 22 calciatori, a me e a Riccardo abbiamo visto, quello là veramente avrà un futuro. Patrick non ha visto giocare oggi, no? Ma io ho visto uno là molto competente, Riccardo ha detto, perfetto, anche a me, quello numero 8, no? A quello abbiamo visto una grande competenza. Speriamo che lui possa svilupparsi ancora di più e essere un grande un atleta, un calciatore competente. Ma la tua attività che Dio ti ha chiamato a fare, tu devi essere competente. Io non posso fare l'opera di Dio, come si dice? Senza qualità. Io devo fare l'opera di Dio con qualità. Leggiamo il testo di 2 Timoteo 2,15. Chi legge per noi? La prima parola. Dio mi ha dato la competenza nell'area musicale, ma senza sforzo tu sarai un incompetente. Dio ha dato a lui una chiamata, dono e talento. Ma lui, quando ha ricevuto questo dono e talento, che cosa doveva fare quando hai scoperto questo? Sforzo. Quando finirà questo tuo sforzo? Mai. Se lui vuole essere competente e avere una alta performance, che cosa deve cominciare a sviluppare in se stesso? Sforzo. Sforza-te che cosa? Di presentare te stesso dove? Davanti a Dio, come un uomo approvato, un operaio che non abbia di vergognarsi, che taglia rettamente la parola da verità. Quando eu leggo questa parola, sforza-te, eu vedo o senso de empenho de responsabilidade. Eu ho conosciuto una persona che abitava con me e lui studiava, arrivava a casa tardi e prendeva un caffè, preparava un caffè, un litro di caffè, io penso, e cominciava a studiare. Studiava praticamente tutta la notte. L'altro giorno al mattino andava a fare le prove, i test, e oggi è un medico molto competente. Ma io mi ricordo, 6 anni che lui ha abitato con me, vissuto nella stessa casa, erano 6 anni di sforzo. Come che eu posso arrivare a una competenza senza sforzo? Come che eu posso essere un pastore senza sforzo? Come che eu posso essere un leader di un gruppo senza sforzo? Perciò che quando Dio ti chiama, è finita quella storia di un orologio con 8 più 8. È finita quella storia della settimana, 7, 5 giorni alla settimana io lavoro, gli altri giorni io riposo. Finisce. Adesso comincia un impegno che è collegato alla mia responsabilità di essere competente e bravo. Adesso esiste o senso de que eu devo avere un sforzo molto più grande e pagare un alto prezzo per essere competente in quella area che Dio mi ha chiamato a essere. Se tu vuoi avere una alta performance, tu devi sapere che tu devi pagare un alto prezzo. E qua eu non parlo solo nella vita professionale, eu parlo nella vita spirituale. Qual è il tuo impegno con Dio, il tuo sforzo con Dio? Qual è il tuo tempo di lettura della parola e di preghiera?
Se non c'è sforzo, non esiste. Io qua io parlo che tra poco qualcuno di voi, o tutti voi, vi sposeranno. Ma se non c'è tempo con tuo marito, con la tua moglie, con il tuo fidanzato, con la tua fidanzata, che tipo di rapporto avrà? Non avrà. Perciò se io vorrei avere una competenza, se io vorrei avere qualcosa di profondo nella mia vita, io devo sapere che io devo pagare un alto prezzo. E è il mio tempo. Io devo investire quello che non ritorna indietro. Soldi ritorna indietro, ma tempo non ritorna. E questo tempo che non ritorna, io devo inserire in qualcosa che possa produrre frutto. Io devo pagare um alto prezzo. Eclesiastes 9:10. Que legge para nós? Oh, que legge para nós? Fala com tutte le tue? Tante volte vogliamo essere un abito nell'eternità, là non c'è più. Ossia, se è adesso, è adesso. Tante volte noi trascuriamo o procrastiniamo le nostre responsabilità per un dopo e non c'è un dopo, è adesso. Perciò questo testo che cosa inizia? Tutto quello che la tua mano trova da fare, fa con qualità. Fa con qualità, con competenza, con alta performance. Dio ti ha chiamato alla competenza e alta performance. Oggi abbiamo, nello studio biblico che abbiamo fatto questo pomeriggio, e l'argomento era la testimonianza. E come io posso dare la mia testimonianza dove io vado alla scuola se io sono un incompetente? Come posso dare la mia testimonianza nella scuola se io non mi sforzo per studiare? Come che eu posso dar a minha testemunhança alla scuola se eu sou uma pessoa que não existe uma alta performance? Ou seja, ovunque eu vado, le persone devono percepire che tutto quello che eu estou fazendo c'è qualità, c'è qualcosa in più. E Dio mi ha chiamato a questo e mi ha dato le condizioni per fare questo, ma devo manifestare un sforzo per arrivare a questo. Uma coisa que me preocupa tante volte nella vita di un cristiano è quando arriva a 30 anni, 40 anni, 60 anni e se tu guardi il passato di quella persona non c'è niente. O tempo passa e se tu guardi indietro non hai studiato, non c'è una famiglia, non c'è una storia con Dio, non c'è niente. E il tempo è passato. E il brano dice che dove io vado dopo la morte non c'è più. È adesso. E adesso che devo mostrare questa competenza, perché Dio mi ha chiamato a essere così. La preoccupazione che ce l'ho tante volte è che noi abbiamo una vita molto mediana, o possiamo dire una vita molto, quella parola che ho chiesto a voi, la pronuncia giusta, mediocre. Che cosa è una vita mediocre? Vota? Che cosa è una vita mediocre? Vota, banale, non c'è valore. E se tu fai oggi un rendiconto della tua vita a Dio, e Dio ti chiede, Caio, io ti ho dato questo dono, questo talento, mi presenta qua. E sarà che io presenterò davanti a Dio qualcosa di competenza o qualcosa mediocre? Chi si ricorda della parabola dei talenti? 10, 5 e 2, ci sono le altre versioni con gli altri numeri, ma se non ce l'ho niente da presentare, che cosa Dio farà con me? Dammi questo e dà quello che ha fatto di più. La mia vita non può essere mediocre. La mia vita è unica. E perciò se io vorrei essere un calciatore, io devo essere il meglio. Se io vorrei essere un arbitro, più competente, se io vorrei essere un maestro, io devo essere riconosciuto dappertutto, non per gloria mia, ma che tramite la mia vita le persone possano vedere c'è un Dio in quella storia. Una delle cose che mi piace nella parola di Dio è che Dio usa le cose semplici, le persone semplici per fare vedere la sua grandezza. Perciò se io sono una persona semplice,
le persone che la gente non mi dà valore, ma quando io comincio a fare le cose con qualità, con competenza, quando io comincio a manifestare una alta performance, la gente dirà, ma come tu? Come tu? È perché lì che io sto manifestando una alta performance, uma competenza, perché c'è Dio nella mia vita. Che cosa Dio ti ha dato delle responsabilità e è lì che io devo fare o meglio per il Signore. Quali sono i tuoi studi oggi, il tuo lavoro, il tuo rapporto umano, il tuo servizio, i tuoi talenti, i tuoi doni? Io devo continuare a essere perseverante in questo, io non posso mollare mai. Io sempre misuro, mi piace seguire le persone, mi piace tante volte parlare con le persone, ma una delle cose che io sempre osservo è se quella persona, quello che fa, produce frutti. Se una persona produce frutto, io sono attaccato a questa persona. Perché io vorrei sapere perché questa persona sta producendo dei frutti, perché questa persona è competente. E mi piace parlare con queste persone per scoprire perché è arrivata a questo livello di competenza, perché è arrivata a questo livello dei frutti. E tutti noi possiamo fare questo. Tutto quello che la mia mano trova da fare, io devo fare con qualità. E è lì il segreto della mia vita. Ragazzi, voi siete giovani, ma la vita passa così, un batter d'occhio e già siamo a 50 anni. Un batter d'occhio e già abbiamo 60 anni. E quando percepiamo, già siamo andati all'eternità. Io parlo di questo perché io ce l'ho 61 anni. Io mi ricordo benissimo quando io avevo le vostre età. In un batter d'occhio ce l'ho 61 anni e non c'è più ritorno ai 40, ai 30 anni. Ho perso tante cose nella storia, ma ho imparato tante cose nella vita. E perciò quello che sto insegnando a voi oggi, sto condividendo con voi, tutto quello che Dio vi ha dato di fare, fate con qualità. Qual è la tua responsabilità con questo gruppo di giovani oggi? Fate con qualità. Qual è la tua responsabilità oggi con questa chiesa? Fate con qualità. Qual è la tua responsabilità in questo mondo oggi? Fate con qualità. Tra poco faremo una partita di calcio insieme, no? Facciamo con qualità. Non significa che saremo i migliori, ma tutto quello che io posso fare, io farò con qualità. E è questo che il testo ci insegna. Noi dobbiamo avere una alta performance. Ma qual è che è o meu grande problema oggi con questo gruppo di giovani? Está in questo testo di Matteo 6,21. Chi legge per noi? Una frase solo. Poiché? Perché? Se Gesù non è la mia priorità, essere qua oggi è una perdita di tempo. Abbiamo parlato qua, tutte le canzoni praticamente qua un Gesù dell'impossibile, che fa delle cose grandi, dei miracoli. Ah, ok, è bello cantare, ma io vorrei vivere questa esperienza in modo personale. Ma Gesù deve essere la mia priorità. Perché qua, questo testo mi insegna, dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dove è il tuo tesoro? Dove è il tuo tesoro? Dove è quello che tu vivi? Dove è quello che tu sogna? Dove è quello che tu sempre stai pensando? Dove è quello che tu stai sempre investendo tempo? Dove è quello? È lì che è il tuo cuore. E tante volte noi siamo con un piede qua, un piede là, è come andare in una barca con i piedi in due barche, che cosa succede? Va, crolla. Io devo avere una decisione nella mia vita dove è la mia responsabilità e priorità e inserire lì. Ma io devo sapere che eu devo inserire il mio tesoro, il mio cuore, le mie priorità in quello che è eterno. In quello che veramente è eterno e che non mi delude mai. È lì che eu devo inserire le mie priorità, è lì che è il mio tesoro. Nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Tante volte noi criamo degli idoli. E quando criamo degli idoli, noi abbandoniamo l'altro. Perché non esiste camminare con i due piedi in due barche. Non esiste. Eu non posso avere due fidanzati. Se qualcuno pensa qua che deve avere due fidanzati, togli questo. Non si può avere due fidanzati. Non si può avere due mariti e due mogli. Non si può.
Eu só posso haver um tesouro. Eu só posso haver um Dio, eu só posso haver uma priorità. E quando Dio è la mia priorità, il mio tesouro lì è il mio cuore, e adesso questa alta performance comincia a funzionare nella mia vita. Tante volte nós stiamo perdendo tempo con le cose banali, e qua viene la mediocrità della nostra storia. Eu devo avere il tesouro giusto. Quando tu ce l'hai tempo, dove tu inserisci il tuo cuore? Dove è il tuo tesoro? Quando tu ce l'hai risorse, dove tu inserisci le tue risorse? Dove è il tuo tesoro? Dove è il tuo cuore? Dove tu cominci a chiacchierare con i tuoi amici e i tuoi amici? Dove è il tuo tesoro? È quell'argomento. Io non posso trascurare questo. Se io vorrei avere una alta performance, io vorrei vedere qualità con mio Dio, è lì un solo tesoro. È lì che io dimostro. Piede in due barche, crolla, non funziona. Io non posso perdere il mio tempo, la mia vita, e vivere una vita mediocre qua, con la mediocrità, con la mediocrità di vita, se io comincio a avere dubbio dove è il mio tesouro. O mio cuore è inserito in quello che per me è più importante. Quando siamo divisi, la nostra vita non produce niente, siamo improduttivi. Qual è la tua priorità? Qual è la tua priorità di vita oggi? Tutti noi facciamo dei progetti, dei sogni. Che cosa Dio ha messo nel tuo cuore? E tu stai seguendo questo? Eu parlo di Rubens adesso perché io vecchiotto questo giovane qua, ok? Già 40 anni, 22 anni di esperienza, ma lui è inserito come priorità. Ma è per il Signore. Questa settimana stavo parlando con una famiglia, e loro sono in Italia da poco tempo, e loro stanno con difficoltà di lavoro, difficoltà nella vita, e ho detto, ma la vostra priorità, perché siete venuti in Italia? Perché se siete venuti in Italia per risorsa economica, è un caos. Se siete venuti in Italia per servire il Signore come priorità, è Dio che comincia a sistemare tutte le cose, e adesso comincia a manifestare la priorità, e con alta performance comincia a manifestare veramente dove è la priorità, e il Signore comincia a cambiare la storia. Io devo inserire il mio alto prezzo della mia storia, della mia vita, in quello che è importante, che è il mio Signore. E è lì che io comincio a vedere il sacrificio. O livello di attenzione che noi abbiamo oggi, è lì che io comincio a vedere dove è la mia priorità. Io non posso avere due Signori, non posso avere due priorità, è solo una. E la mia vita si trasmette questo. Perché quando ce l'ho la mia priorità nel Signore, è lì che io comincio a percepire che alta performance comincia a succedere. Ali io comincio a percepire che la mia vita comincia a produrre alti frutti. Qual è il tuo sogno, i tuoi progetti? Che cosa tu vuoi del futuro? Qualcuno qua vuole sposarsi o no? Opa, 4, 5, gli altri no? Va bene. Qualcuno qua vuole andare all'università? Qualcuno qua vuole avere una professione e avere una qualità in questo lavoro di professione? Qualcuno qua vuole essere un imprenditore? Qualcuno qua vuole essere un responsabile di lavoro con i giovani? Qualcuno qua vuole avere una responsabilità nell'area ministeriale? Qualcuno di qua Dio sta chiamando per il ministero pastorale? Ministero missionario? Qualcuno di qua Dio sta chiamando? Quando eu comincio a inserire il mio sogno, il mio progetto, il mio futuro nella mano del Signore, eu comincio a vivere adesso lì le mie priorità. E quando eu mi perco, quando le altre cose cominciano a disturbarmi, a togliermi dell'obiettivo, quando eu comincio a guardare alla destra e alla sinistra, e quando eu percepisco, sono arrivato a 30 anni e la mia vita di arbitro è finita. Quando eu percepisco, invece di essere un calciatore, comincio ad andare a McDonald's tutti i giorni, la mia pancia diventa come di pastore Caio, e eu comincio a percepire che è finito il calcio. Ossia, quando existe um objetivo, uma priorità,
Io pago un prezzo per arrivare lì. Io lo so che il tempo che io ce l'ho adesso è prezioso per arrivare a questa alta performance. È una priorità, io devo inserire le mie forze e i miei valori. Tra poco voi avrete lo studi e voi dovete cominciare a vedere che cosa sta disturbando le vostre priorità, che cosa sta togliendo. C'è qualcuno qua che sta studiando ma dorme 12 ore al giorno? Non funziona. C'è qualcuno che sta facendo l'università studiando e dorme 14 ore al giorno? Non funziona. C'è qualcuno qua che vuole essere un grande imprenditore, ma passa tutto il tempo con svaghi, giochi, e passeggiata e cosa? Non funziona. Ossia, il mio tempo è prezioso oggi. E è lì oggi che io devo inserire la mia storia e la mia vita. Attenzione con la pigrizia, con i svaghi, attenzione con gli amici, perché io posso avere un grande sogno, ma il mio grande amico sta mi disturbando in questo. Io posso perdermi. Perciò il Signore mi dà nel mio cuore un desiderio e io devo sviluppare. Alta performance dipende dove è il mio cuore. Il mio cuore non può essere diviso, è concentrato in quello. Io vorrei tanto vedere questo gruppo dei ragazzi e dei giovani qua che possono prosperare, non a tua gloria personale, ma per manifestare la gloria di Dio. E che tra 20 anni, non so se io sarò vivo, io possa ascoltare delle belle cose che Dio ha fatto nella vostra vita. E che io possa ascoltare, ti ricordi là di Federico, pastore? Sì, mi ricorda quello ragazzo là? Federico oggi è un bravo nella sua professione. E la sua testimonianza di fede nessuno può dire niente. Io ho usato Federico, ma posso usare tutti i vostri nomi, perché così io vorrei ascoltare di voi. L'Apostolo Paolo in delle lettere dice, presenti o assenti, io possa sempre ascoltare le belle cose vostre. Così, presente o assenti, io vorrei ascoltare sempre una bellissima testimonianza della vostra storia, che voi potete essere sempre competenti e una alta performance, non per la vostra gloria, ma per il Signore. Preghiamo? Pensa nella tua vita adesso. Pensiamo nelle cose basilari della mia vita futura. Fidanzato, fidanzata, un matrimonio. Pensa nella tua vita adesso. Tu vuoi sposarti con chi? Come tu vuoi la tua moglie, il tuo marito? Una persona consacrata al Signore? Tu devi cercare una persona consacrata al Signore. Tu devi aprire i tuoi occhi a una persona consacrata al Signore. Tu vuoi un marito, una moglie che veramente siano competenti in quello che fanno? Comincia a vedere i frutti di questa persona in quello che fa. Comincia a vedere la sua storia. L'altra cosa importante e base della nostra vita è la professione. Cosa tu stai pensando essere? Imprenditore? Un dipendente? Un avvocato? Un medico? Un commercialista? Non lo so. Comincia a pensare. Sforzo. Pensiamo ancora nelle cose basi della vita. Mio rapporto con Dio. È oggi, non è un domani. È oggi che io parlo di Dio. È oggi che io leggo la parola. È oggi che io prego, parlo con Dio. È oggi che mi santifico. È oggi. E le persone intorno a me vivono le stesse esperienze di fede, mi aiutano in questa crescita. Camminata con Dio, la vita con la professione, una vita in famiglia, sono le cose basi, la mia alta performance.
è una struttura di famiglia, di lavoro, di fede. Io non posso giocare la mia vita di fede. Io non posso rischiare la mia vita di famiglia. Io non posso rischiare la mia vita professionista. Io devo investire tempo in quello che veramente è prioritario. Come sta la mia responsabilità oggi con la Chiesa? Con i giovani, con gli adolescenti, con i pre? Mio amore, mio impegno. E quando eu manifesto nelle cose semplici qui, io vivrò delle cose un po' più intense nel futuro. Alta performance. Pagare un alto prezzo. Sforzati. C'è qualcosa oggi che ti distrae? Stai perdendo tempo? Eu posso avere un momento di svago. Eu posso avere un momento di riposo. Ma questo non può occupare un tempo tanto grande che quando io percepisco sto perdendo una storia. Dio ti ha creato per una storia e noi avremo soltanto una pagina da scrivere. Noi non possiamo perdere questa pagina. È breve. È breve. Tante volte noi non avremo le altre opportunità perché è breve. Nosso Padre, io ti ringrazio per questo gruppo. Sono dei ragazzi, dei giovani, adolescenti, pré-adolescenti, le persone che stanno camminando i primi passi con te, i primi passi di fede, i primi passi per una struttura familiare, i primi passi di una struttura di un futuro. Ma sono i primi passi, oh Padre, che comincio a dare base, fondamento. Prendi cura, Padre. Prendi cura e sostieni. Il mio sogno, Padre, è il tuo sogno di vedere questa generazione qui producendo alti frutti spirituali, grandi frutti di trasformazione in una società dove loro possano essere riconosciuti come cristiani che stanno trasformando una generazione, che loro possano essere competenti, oh Padre, in quello che stanno facendo oggi, facendo con qualità. Nel nome di Gesù, benedici questo gruppo. Amen, Signore. Amen. Amen. Dica ao tuo fratello, à tua sorella, sforzati. Sforzati. Lascia la pigrizia ao fianco. Sforzati. E que tu possa avere un matrimonio benedetto. Amém? Só 4 persone che vogliono sposarsi in questo gruppo. Já hai perso la benedizione. Ok. Che tu possa avere un matrimonio meraviglioso, una vita professionale stupenda, ma soprattutto una camminata con Dio indimenticabile. Amém, Chiesa? Ok? Che cosa si fa adesso? Si canta, si offre e si vive questo momento con gioia. Possiamo stare in piedi e possiamo fare questo momento con un cuore grato al nostro Dio.
Adesso c'è il momento delle decime offerte. Mentre staremo cantando potete venire a portare le vostre offerte. Aspettiamo il via. 1, 2, 3, 4. Ah no, foto Gabriel. Manca Gabriel. Gabriel e le sue tempistiche meravigliose. Facciamo un applauso a Gabriel. Vai Gabriel. Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore. Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore. Risposta. La tua parola è La tua parola è vita e potenza, vita e potenza per liberarci. In questo credo, sì io credo. Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore. La risposta. Ho una speranza, speranza, ho un futuro, ho un futuro. regali del Signore. Signore. In questo credo, sì io credo. Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore. Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore, ti ringrazio per questa sera, Padre, ti ringrazio per aver usato la vita del Pastro Caio, la nostra vita, Signore, per poter portare la tua presenza questa sera, Signore. Ti chiedo che queste offerte che sono state date possano essere amministrate nel modo giusto, secondo la tua volontà, secondo i tuoi piani, Padre, e ti chiedo anche di aiutarci a sforzarci nel fare il meglio, Signore, ad essere disciplinati per la tua volontà, per la tua gloria, Signore, che in ogni posto dove andiamo le persone possano vedere che ci sforziamo a dare sempre il meglio di noi stessi, a dare sempre il meglio delle nostre forze, delle nostre capacità, Signore, e ti chiedo che noi possiamo essere luce, che le persone, che tu possa dare coscienza alle persone che ci stanno intorno, che in noi abiti tu, abita Cristo, Signore, che in noi c'è la tua luce che risplende, Padre. Ti chiedo che possa essere questo quello che possiamo dimostrare in ogni posto dove andiamo, Signore. Ti ringrazio per il tuo amore, ti ringrazio per la tua bontà, ti ringrazio per tutto quello che ci dai ogni giorno, Signore. Ti ringrazio per il lavoro e i soldi che ci dai, per la possibilità di andare a scuola che dai ad ognuno di noi, Signore. E tutto questo viene da te, viene dalla tua bontà, dalla tua protezione, Padre. Io ti ringrazio infinitamente per tutto quello che abbiamo, Padre, che non è scontato, Signore. E ti ringrazio nuovamente per tutto, Signore, che possa manifestarsi la tua gloria attraverso le nostre vite, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi? Allora, momento degli annunci, piccolo momento, non vi rubo tanto tempo. Allora, per alzata di mano, chi è che ha fatica di pregare qua? Tranquilli, siamo in famiglia
Chi è che fa fatica di pregare qua, di solito? Vedo qualche mano timida alzata. Allora, facciamo così. Chi è che prega ogni giorno per 24 su 24? Chi lo fa? Ecco, quindi dovrete partecipare all'incontro di preghiera. Io sponsorizzando così l'incontro di preghiera. Seriamente, di solito facciamo un 15 minuti, in realtà 20 minuti. Noi sappiamo che la preghiera è molto importante, noi sappiamo che è un momento di noi metterci in ginocchio, chiudere i nostri occhi, pensare alle nostre difficoltà, pensare a che cosa effettivamente, che battaglie stiamo facendo. È un momento anche che noi possiamo condividere con i nostri fratelli, momenti positivi, momenti anche negativi. Così vi invito a partecipare all'incontro di preghiera che noi facciamo ogni giovedì alle 21 su Discord. Alcune volte è possibile che cambiamo, facciamo WhatsApp, comunque vi invito a partecipare a questi gruppi, a questo gruppo. Martedì questo invece ci sarà l'incontro di teologia a Conegliano. Un giorno imparerò la lingua dei segni, ve lo prometto. Allora, questo martedì non ci sarà perché è stato spostato a lunedì, ok? Lunedì incontro di teologia a ci lavoreremo a Conegliano, ok? Lunedì. Tutti chiari il giorno? Grazie Sorin. Ok, per ultima cosa ricordo come ci dividiamo in vari gruppi. E i preadolescenti partono dai 12 ai 14 anni e adolescenti invece 14-18, giovani 18 plus in realtà. Ok, vi ringrazio per aver partecipato al culto. Adesso do la parola a Pastor Caio. 2 avvisi veloci qua. Non dimenticare che questa notte cambia l'ora, una bella notizia, dovete dormire una ora di meno. Anch'io. Chi va a Firenze alle ore 6 parte l'aereo, ossia il Puma. Ok, l'altro avviso importante, ok? Prossima settimana noi inizieremo gli altri argomenti qua con i ragazzi, con tutti voi. E io e il pastore Sandro stiamo organizzando un corso di omiletica, di predicazione. Chi di voi vuole predicare, chi di voi vuole essere coinvolto in questa area della predicazione, parlate con me o con il pastore Sandro, ok? Noi dobbiamo fare questo corso già a aprile, ok? A aprile e maggio, e così vogliamo fare questa parte base di una predica, ok? Così tu che sei giovane ancora, adolescente, potete parlare con me o con il pastore Sandro che noi stiamo organizzando questo corso, ok? Va bene? Va bene. Possiamo andare nei vostri gruppi?